Si infittisce il mistero del quarto lotto, la nuova tangenziale di Treviso. Avrebbe dovuto collegare la Castellana con la Feltrina, ma al momento non si farà più. Esultano, ma con misurata cautela, i residenti di via Casette. Festeggeremo, ma con un po' di prudenza. Euforici i residenti di Monigo e del Comitato del No. L'aspetto importante è questo. È che almeno noi come Comitato per la Viabilità Nord di Treviso abbiamo sempre guardato la cosa non tanto sul non si deve fare, ma sul come risolvere i problemi del traffico. Di contro un intero quartiere San Giuseppe sul piede di guerra nei confronti di Manildo. La gente qui voleva la nuova tangenziale trevigiana e lui, il sindaco, cade dalle nuvole. Sostiene di non sapere nulla del finanziamento cancellato. Per questo motivo ho chiesto, vista la delicatezza e l'importanza del tema, un incontro con il presidente Zaia e l'ho richiesto nuovamente proprio con la lettera che ho mandato già questa mattina. Cancellato da Veneto Strade lo stanziamento da 54 milioni di euro perché Casugana non avrebbe presentato in regione l'atteso progetto per la cospicua somma ferma da ben 5 anni. Incredulità da parte del sindaco, per il quale il tracciato era in fase di discussione con Paese. Rimango anche molto colpito nel rapporto tra istituzioni. Se fosse vera la notizia che ho letto sulla stampa, rimarrei molto colpito. E se fosse vera? Ma io tendo a escluderlo, nel senso che continuo a pensare, non ho da dubitare sulla correttezza dei rapporti istituzionali, soprattutto con il presidente Zaia, con cui c'è un carteggio, ripeto, dall'11 luglio del 2014. La nostra opera è meno impattante, così il Comitato del No, che nel caso la Regione cambiasse idea, gioca d'anticipo, ripresentando il tracciato alternativo al quarto lotto. Proseguire dall'uscita attuale, cioè Musi sulla Costellana, verso Porcellengo, ricongiungersi alla postumia romana, in postioma romana, e poi a quel punto succede che si poteva poi risalire sulla Feltrina e avere già di fatto l'avvicinamento all'autostrada pedemontana.